Sì, siamo ancora qui al Control Center, io vi do qualche numero per farvi capire quale mole di dati viene trattata qui. In 45 anni di storia Ensiele è arrivata ad aggregare oltre 200 comuni, 2600 km di fibra, oltre 1900 server virtuali. Noi siamo qui con Simone Puksic, il presidente di Ensiele, Franco Conrotto, direttore generale. Comincerei proprio da lei, Conrotto, di che cosa si occupa un'azienda di servizi informatici regionale? Buongiorno a tutti. Un'azienda di servizi informatici si occupa sostanzialmente di realizzare soluzioni informatiche a supporto dei processi e ogni giorno assiste gli operatori e i cittadini nell'utilizzo di queste soluzioni, nell'ottica di semplificarne l'utilizzo e di fornirle la continuità di queste soluzioni, ossia di garantire che vengano sempre utilizzate al meglio delle loro possibilità. E questo Puksic che cosa significa per un cittadino qualunque che magari non lavora nella pubblica amministrazione? Cosa cambia nella sua vita quotidiana? Che servizi gli offre? Beh, cambia perché oggi noi realizziamo tutto un panorama di servizi molto innovativi. Negli ultimi 3 anni questa azienda ha avviato un processo di trasformazione nel rapporto che ha tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Vi faccio alcuni esempi. Oggi potete da un'app che si chiama Emergenza FVG, la trovate sia su iOS sia su Android, potete vedere i tempi di attesa dei pronti soccorso della vostra regione e anche l'ubicazione e l'orario di apertura di tutte le farmacie. Potete anche per esempio prenotare le visite e gli esami specialistici da un sito che trovate o tramite il sito della regione oppure tramite i siti delle aziende ospedaliere. Abbiamo anche avviato un nuovo portale dei servizi al cittadino, lo trovate al dominio www.servizi.regione.fvg.it e a seconda del comune nel quale siete residenti potete utilizzare fino a 60 servizi molto smart. Vi faccio alcuni esempi. Potete cambiare il medico di medicina generale, per esempio il vostro medico curante, potete anche stampare un certificato anagrafico, uno stato di famiglia, potete per esempio vedere tutta la posizione delle tasse, quindi dei contributi che dovete versare al comune. Non è una cosa molto piacevole, però va fatta, e potete farlo in modo digitale, quindi in modo molto semplice, senza fare la fila, no? Senza fare le code. L'informatizzazione chiaramente ci semplifica la vita, ma non tutti sono a loro agio con gli strumenti informatici. Per questo Ensiele ha anche fatto partire dei progetti di alfabetizzazione informatica, così si chiama, nelle scuole. In quante scuole siete arrivati? Di cosa si tratta? Beh, noi normalmente in un anno abbiamo circa 250 studenti che passano presso le nostre sedi e che svolgono circa 2 settimane di stage formativo, direi per una copertura di circa una 60ina di scuole sul territorio regionale. È molto importante questa iniziativa perché consente di dare evidenza ai ragazzi di come effettivamente l'informatica lavora e di qual è esattamente, il ciclo di erogazione dei servizi di cui dicevo prima e che cosa sta dietro la semplificazione di alcuni processi. Ovviamente avere dei cittadini più consapevoli dei processi informatici aiuta ad arrivare a quell'innovazione, a quelle smart city che sono il traguardo dei prossimi anni. E un altro tema importante naturalmente è quello dell'accesso a internet. La Regione sta cercando di cablare i suoi comuni con la fibra ottica e poi di raggiungere molte aree col wifi. Puksic, le chiedo a che punto siamo? Beh, siamo a un buon punto, abbiamo fatto un investimento importante come Regione Friuli Venezia Giulia, più di 120 milioni di euro di investimento negli ultimi anni e negli ultimi 3 proprio abbiamo dato una forte accelerazione, tant'è che quest'anno tutti i comuni della nostra Regione, parlo ovviamente degli edifici comunali, i municipi e le attività che erogano servizio pubblico, sono collegate tramite la nostra rete di fibra ottica, una rete che collega anche tutte le aziende ospedaliere, la Regione e le società partecipate, ed è la più estesa rete di connettività a controllo pubblico d'Italia. Questo deve essere un grande vanto per noi, perché non è una cosa che hanno tutte le regioni italiane, ce l'ha anche l'Emilia Romagna, ce l'ha la provincia autonoma di Trento, ma non sono molte le regioni che hanno un'infrastruttura così distribuita. Abbiamo anche un progetto per abbattere il cosiddetto digital divide, che è quella condizione nella quale alcuni purtroppo ancora, lo sappiamo e stiamo cercando di fare di tutto per evitare questa situazione, possano collegarsi a internet. Abbiamo avviato un processo e un progetto che si chiama FVG Wi-Fi, che è una rete distribuita di punti di connettività sul territorio nei luoghi a maggiore affluenza di popolazione, quindi le piazze, i municipi,
Sono più di 560 oggi i punti di accesso gratuito dove ogni cittadino può andare, si può accreditare, quindi crea un username e una password una volta sola e può accedere a questa rete molto semplice che gli permette di navigare e di scaricare fino a 300 megabyte al giorno in modo totalmente gratuito. E a proposito di confronto con le altre regioni, lei è diventato presidente di un'associazione che riunisce un po' le società come INSIEL di tutta Italia. Che cosa abbiamo da imparare e cosa abbiamo da insegnare agli altri? Beh, direi che questa è una grande sfida. Assinter è l'associazione delle società per l'innovazione tecnologica nelle regioni e nelle province autonome, rappresenta 17 società come INSIEL. Abbiamo sicuramente da insegnare alcune cose, direi sulla rete in particolar modo, ma anche nel settore della sanità dove siamo veramente all'avanguardia. Sicuramente possiamo imparare, si può sempre imparare a fare meglio. Ci sono alcune cosiddette buone pratiche, per esempio nella gestione documentale in Emilia Romagna, che sono sicuramente un'eccellenza oggi a cui stiamo guardando per i prossimi anni per fare anche noi un percorso di questo tipo. Allora io ringrazio Simone Puxic e Franco Conrotto, invito tutti a informarsi su quale possibilità dà il servizio informatico della Regione e vi ripasso la linea a Trieste.